Un giovane, Vincenzo Priolo, 29 anni, è stato ucciso con alcuni colpi di pistola in un agguato a Gioia Tauro, portato nell'ospedale di Polistena e morto poco dopo il ricovero. Priolo non aveva precedenti penali, ma era noto alle forze dell'ordine e nel 2008 era stato coinvolto nell'operazione 100 anni di storia contro le cosche Piromalli Molè, ma nel processo che ne era scaturito era stato assolto. Con quello di oggi salgono a 3 gli omicidi accaduti in Calabria negli ultimi 2 giorni. 3 persone sono state arrestate dalla DIA di Catanzaro per l'omicidio di Carmine Pezzulli avvenuto a Cosenza nel 2002 nell'ambito della guerra di mafia. I 3 arrestati sono il presunto boss Francesco Chirillo, 53 anni, di Paterno Calabro, Domenico Cicero, 54enne, di Cosenza e Davide Aiello, 58, di Rende. Pezzulli, secondo gli investigatori, fu ucciso perché la cosca lo accusava di essersi impossessato di 800 milioni di vecchie lire che appartenevano alla cassa comune del gruppo criminale. Il Tribunale di Crotone ha dichiarato il fallimento della Crotongress 2000 Industrie Ceramiche Srl. La società ha accumulato debiti per circa 1 milione di euro e comunque, attraverso il suo legale, presenterà opposizione alla decisione del Tribunale fallimentare, avendo 2 settimane di tempo per depositare il ricorso. Stamattina i lavoratori hanno indetto una conferenza stampa davanti gli stabilimenti dell'ex Sasol. Il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Saverio Romano, è intervenuto a Spezzano in località Cupone nel Parco della Sila all'iniziativa Fattorie Aperte, alla presenza del presidente della CIA, Giuseppe Politi. Fattorie Aperte in Sila si ripropone non più come una nuova edizione, ma come una vera e propria tradizione dell'estate silana, rinnovando la sua attività di mostrare a turisti e famiglie le lavorazioni tipiche e la vita in fattoria.